Rientriamo amici dopo la sigla qui in Piazza Marconi a Valdobbiadene per l'antica fiera di San Gregorio. Io sono in compagnia con i rappresentanti dell'amministrazione comunale che tanto si dà da fare per organizzare questo evento. Diamo il benvenuto a Luciano Fregonese, il sindaco, e diamo il benvenuto a Pier Antonio Geronazzo che è il vice sindaco e assessore alle attività produttive. Allora, una bella manifestazione che richiama 70.000 persone, 150 espositori, insomma una bella occasione per ribadire l'importanza, la centralità di Valdobbiadene. Certo, la centralità che è data dalle persone, non solo i 150 espositori, ma le centinaia di persone che si sono occupate dell'organizzazione, della sicurezza affinché questa manifestazione possa svolgersi in sicurezza e al meglio. Oggi, domenica, inaugurazione è andata benissimo, sono sicuro che andrà bene anche domani, quindi finalmente aspettiamo tutto l'anno questi 3 giorni, questa 3 giorni di San Gregorio e finalmente possiamo esprimere tutto il bello che Valdobbiadene e i valdobbiadenesi sanno esprimere. Grazie Sindaco. Prosecco, Valdobbiadene di OCG, ma non solo, qui abbiamo in mostra anche i formaggi, il miele, insomma tanti prodotti, tante piccole produzioni locali di questo territorio. Corretto, esatto, Valdobbiadene non è solo la patria del Valdobbiadene di OCG, l'ottimo vino famoso in tutto il mondo, ma è anche la patria delle piccole produzioni locali, le PPL, e quindi parliamo di salumi, insaccati, miele, conserve e non dimentichiamo i formaggi delle Marche del comprensorio di Valdobbiadene, in cui a Valdobbiadene in questo momento è la vetrina principale per poterli far conoscere a tutti i visitatori. Grazie. Allora, perché venire a Valdobbiadene alla fiera di San Gregorio? Perché Valdobbiadene è bellissima. Queste colline aspettano questo riconoscimento UNESCO? Aspettiamo il riconoscimento UNESCO, ma noi siamo comunque consapevoli del patrimonio nel quale viviamo. Valdobbiadene è sempre bella durante tutto l'anno e durante questi 3 giorni c'è un condensato di quello che Valdobbiadene può offrire, dal fiume Piave al Monte Cesen attraverso le colline Vitate. Grazie Luciano Fregonese, grazie a Pier Antonio Grazie. Geronazzo. Amici, piccola pausa qui da Valdobbiadene, adesso la linea va ad Andrea Marcato che ci parlerà di innovazione in agricoltura.